Grazie ad un importante e recente accordo, la Regione Veneto ha esteso al 2010 la cassa integrazione in deroga. Uno strumento che, oltre a ridurre l'impatto sociale della crisi, rappresenta una boccata d'ossigeno per le imprese che, nel tentativo di agganciare la ripresa, non intendono chiudere definitivamente il rapporto con i propri dipendenti. Sentiamo in proposito il presidente di Confartigianato Veneto, Claudio Miotto. Questo è uno strumento estremamente importante per il settore diciamo, della piccola azienda e del mondo dell'artigianato. Ci sono vari strumenti, quello della cassa integrazione ordinaria che è utilizzato nel mondo dell'industria e quello della realtà che è il nostro territorio, è proprio il termine in deroga a quella ordinaria che può essere concessa nei momenti di difficoltà. Per fare questo c'è bisogno di accordi fra le parti sociali, e pertanto i datori di lavoro del mondo dell'artigianato con i sindacati e la Regione, che è lo strumento operativo del Ministero, affinché possano essere messi a disposizione soldi, risorse per questi lavoratori che vengono messi momentaneamente o temporaneamente al margine del mondo produttivo. C'era il rischio che per il 2010, c'era la paura, questo provvedimento non fosse confermato. Sì, c'era una norma prevedeva che non può essere utilizzata se non sono trascorsi 12 mesi dall'utilizzo. In realtà il Ministero ha chiarito che fa fede l'anno solare, pertanto dal 1° di gennaio questo strumento può essere nuovamente utilizzato. Le risorse ci sono perché sono nuovi stanziamenti, anche perché abbiamo, con senso di responsabilità da parte delle aziende, utilizzato solamente in parte, più o meno 1/3, di quanto concordato. Pertanto grandi numeri il momento che si raggiungono gli accordi di sospensione, però molto inferiori il momento del reale utilizzo di questi. Quei soldi che erano accordati sono stati pertanto recuperati, saranno recuperati e utilizzabili nel corso del 2010. In questa maniera cerchiamo di dare dei messaggi di positività, cioè di fiducia, nel senso che ancora ci saranno sospensioni, però tranquillità sociale perché le risorse economiche a dare soldi alle famiglie ci sono, allo stesso tempo anche la possibilità di restare vicini alle aziende che nel momento della reale ripresa queste persone possono ritornare nel processo produttivo.